Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 2 marzo e quali sono gli influssi che questi nati ricevono il giorno della loro nascita e quali sono insomma le influenze e le cose che si possono aspettare nel loro giorno. Non solo oggi, ma in base a questi influssi nella loro vita. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ai ai ai, iscrivetevi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, invece iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie perché il vostro sostegno ci incoraggia ad andare avanti. Per quanto riguarda i nati di oggi, abbiamo una serie di influssi molto importanti, poiché ci troviamo a che fare col dominio mensile Ariete, vale a dire che la costellazione reggente per questo mese anticamente era considerata Ariete. Di conseguenza questi nati portano con sé i valori di Marte dal punto di vista, diciamo, diurno, dunque un contegno battagliero, energico, ottimista, intraprendente, iniziatore, a volte ingenuo, precipitoso, dunque ci sono comunque degli aspetti anche non sempre favorevoli per loro perché mancano magari di quella riflessività che però questi nati in questo giorno hanno, perché la prima costellazione visitata dalla Luna oggi è la costellazione Toro. Il Toro è un tipo molto più pragmatico. Prima di muoversi chiaramente vuole vederci chiaro e perciò questi nati avranno una commistione di questi valori, la giusta intraprendenza, ma con anche una determinazione molto importanti e dunque farà di questi nati delle persone accorte, solide, intraprendenti, iniziatori e anche diciamo che hanno sicuramente un piglio appunto energico, combattivo, però a volte possono mancare di costanza per quanto riguarda la loro famiglia, perché in seconda posizione abbiamo la costellazione Gemelli, che sicuramente apporta a questi nati un fisico flessuoso, dinamico, anche giovanile, un aspetto giovanile, però una certa incostanza sentimentale perché tenderanno a flirtare e ad avere un atteggiamento un po' dongiovannesco. Ad ogni modo, ehm, il, ehm, per quanto riguarda le carriere, gli studi per questi nati, siamo nell'ambito di Marte e anche per quanto riguarda anche l'influsso di Mercurio, per esempio, perché in seconda posizione può dare anche l'interesse, per esempio, per la letteratura, per la medicina, per gli studi in generale, ma anche la predisposizione all'insegnamento, a scrivere, a comunicare comunque per questi nati. Può essere anche che siano attratti dal canto e dall'arte in generale. Hanno comunque un forte attaccamento, diciamo così, alle faccende materiali, loro necessitano di sentirsi sicuri e dunque nella loro vita tenderanno a acquisire sempre di più. Questo punto di vista, diciamo così, questo loro piglio è un crescendo, cioè cercheranno nella vita sempre più benessere. E, devo dire che comunque dal punto di vista economico appunto saranno molto solidi e anche sicuramente dei possidenti, sono molto attratti anche dai dei terreni, dalle case con giardino, magari anche a contatto con la natura, comunque cercheranno e avranno anche dei beni immobili perché per loro è un qualcosa di sicuro, di solido, di concreto e tangibile, perciò si muoveranno in questa direzione. Detto questo, dal punto di vista della salute, forse sono un pochino cagionevoli alle braccia e alle vie respiratorie e alla testa in generale. Bene, per quanto riguarda l'età,
si può segnalare che i loro cicli vitali sono di 6 anni, dunque anni 4, 10, 16, 22, eccetera, hanno la possibilità per esempio di viaggiare, magari viaggeranno con la famiglia o comunque di 6 anni in 6 anni è possibile che si spostino e abbiano appunto l'opportunità di fare viaggi lontano. È possibile anche che siano destinati a cambiare più abitazioni prima di trovare quella che farà per loro e comunque è possibile che sarà una casa in natura, cioè con un giardino o con un pezzo di terreno da coltivare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che noi abbiamo dei gruppi su Facebook, il Marietto Veneziano e io, se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi, vi lascio i link dei gruppi in descrizione, se ancora non vi siete iscritti al canale YouTube sia mio sia del Marietto Veneziano iscrivetevi, vi ringrazio, noi ci ritroviamo qui per i nati del 3 marzo, domani sempre alla stessa ora, un abbraccio dalla vostra Hildegard.